La consegna spirituale di Papa Francesco al suo popolo e alla sua gente abbiamo assistito a una straordinaria esperienza di Chiesa che lascerà tracce profonde sia per i non credenti che per i credenti, ha sottolineato il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia tra i concelebranti questa mattina alle esequie del Santo Padre e poi presente per il Giubileo dei ragazzi. Patriarca che poi al microfono del settimanale diocesano Gente Veneta ha aggiunto: la grande partecipazione e soprattutto direi, seppur in modo diverso, una gioia intensa. Nel cuore di Papa Francesco ci sono sempre stati i migranti, oltre ai giovani. Per questo Mediterranean Serving Humans era presente con una sua delegazione ufficiale, invitata direttamente dalla Casa Pontificia, con il capellano di bordo Don Mattia Ferrari, Beppe Caccia e Luca Casarini a guidare il gruppo. Testimoniare la nostra gratitudine e il nostro affetto. Quello che Papa Francesco è stato ed è per noi, come per tutti quanti, è un padre e un fratello maggiore. Decine, centinaia di migliaia di persone hanno testimoniato un affetto e un riconoscimento per la figura di questo Papa che sinceramente ha pochi precedenti. E da Malamocco, tra i borghi più piccoli della diocesi veneziana, è arrivato anche il maestro del coro. Ho portato idealmente con me tutta la comunità e ho sperimentato dei momenti veramente di profonda fede, di profonda spiritualità da parte anche di chi magari non è vicino alla fede o alla Chiesa. È un abbraccio forte, collettivo, quello a Papa Francesco, in una Roma blindata, dove tra le migliaia di fedeli accorsi da ogni parte del mondo c'erano tanti veneti, su tutti una nutrita schiera di volontari della Protezione Civile regionale nella capitale per garantire l'ordine e il regolare flusso dei pellegrini, partiti nei giorni scorsi da ogni angolo della regione, hanno presidiato i varchi principali. Al Veneto è stato dato praticamente la piazza del San Pietro, la via della Conciliazione e la parte finale di via della Conciliazione, quindi siamo abbastanza uniti nella zona centrale di piazza San Pietro. Siamo 35 uomini, come dicevo, che provengono da tutte le province del Veneto e anche 3 volontari di Agesci, gli scout cattolici italiani. Volontari che resteranno a Roma anche per le delicate fasi del conclave. Lo stesso Armando Lorenzini aveva gestito con le tute gialle la giornata di Francesco a Verona poco meno di un anno fa. 2 giornate diverse ma legate da un senso profondo. È stato emozionante, impegnativo ma molto emozionante, comunque, come oggi, tanto oggi molto di più anche. Nel giorno dell'addio tanti giovani, circa 8.000, forse di più solo dal Veneto, complice la concomitanza con il Giubileo degli adolescenti, evento confermato nonostante tutto. Papa Francesco non avrebbe mai rinunciato alla loro presenza. 3.000 i teenager dalla Marca, tutti dalla terza media alla terza superiore. Abbiamo pregato per Papa Francesco in tante chiese, ognuna aveva il suo sacerdote di riferimento, siamo stati con lui nella preghiera. Ha sempre spezzato una lancia per dare coraggio, forza, speranza a questi ragazzi in questo tempo non facile per loro. Il gruppo di Piove di Sacco è riuscito anche a raggiungere San Pietro, una notte all'addiaccio ma che resterà per sempre. Abbiamo condiviso questa prima parte della notte insieme a dei senza tetto che abitualmente dormono in quello spazio, ma è stata una convivenza alquanto pacifica. Poi abbiamo deciso di spostarci più per combattere il freddo, abbiamo trovato un locale che ci ospitasse e poi ci siamo messi in coda per entrare a Castel Sant'Angelo e siamo arrivati fino a qui. Sicuramente partecipare a un evento del genere per dei ragazzi dei 15 anni sicuramente è un evento che si ricorderanno per tutta la vita, non c'è dubbio, anche per come l'hanno vissuto e l'hanno preparato.
Katia Margolis, 52 anni, attivista russa, ha ancora negli occhi le fiamme dell'accendino con cui hanno tentato di incendiare la bandiera ucraina che portava tra le mani, rischiando di dare fuoco anche a lei, mentre tra i 300 manifestanti un coro di facinorosi di estrema sinistra la insultava al megafono gridandole nazista. Lei, antifascista per antonomasia, artista e insegnante di origini ebraiche e dissidente russa, è ancora scossa e incredula di essere stata vittima della violenta aggressione fisica e verbale e proprio durante le celebrazioni del 25 aprile a Venezia e proprio al ghetto. L'attacco perché portava la bandiera ucraina. C'era un uomo con un megafono che ho visto la bandiera e ha proprio ad alta voce al microfono ha acceso questi ragazzi provocando, dicendo ecco vediamo la bandiera ucraina tra noi, bandiera nazista, assassini dei bambini. Sotto una pioggia battente, coperta in parte dall'ombrello, non è riuscita a vedere in volto il gruppo che, men che non si dica, l'ha accerchiata cercando di dare fuoco alla sua bandiera, urlandole anche insulti irripetibili. Non li ha visti in faccia i suoi aggressori, ma le voci dei cori le echeggiano ancora nella testa. Razzi, 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 da Gaza a Tel Aviv, la pace in Palestina, si fa così. Lunedì la denuncia in questura, sebbene con un rammarico, non aver avuto la possibilità di confrontarsi con i suoi antagonisti. Infatti mi è dispiaciuto molto perché credo sempre nel dialogo, soprattutto quel giorno della tolleranza. Io volevo spiegarmi che sostengo anche la loro causa, che io sono contro il genocidio e contro la guerra, ma volevo anche spiegare la mia. Assolutamente inqualificabili. La violenta aggressione all'attivista e artista russa di origine ebraica Katia Margolis, definita atto inqualificabile da parte di squadristi antisemiti, così il segretario dei Radicali di Venezia Samuele Vianello. Un'aggressione violenta e squadrista ai danni di una militante che liberamente ha deciso di portare la bandiera ucraina durante il percorso della memoria. E poi gli insulti assolutamente antisemiti e inaccettabili nei confronti del capo della comunità ebraica Kalimani. Questi episodi non sono accettabili. Il 25 aprile non è proprietà di qualcuno, ma è valore di tutte le forze antifasciste e democratiche. La richiesta trasversale dei radicali veneziani agli esponenti politici del territorio affinché prendano le distanze da tanta inaudita e inconcepibile violenza. E noi chiediamo alle forze politiche veneziane di dissociarsi da questi episodi, perché la democrazia, la libertà di espressione, che sono valori della resistenza, devono essere anche tutelati da queste minoranze violente, estremiste, che vogliono semplicemente sopraffare il dibattito pubblico libero e democratico. L'ho fatto tanto. Hanno rubato da voi? L'ho fatto ancora 99% un giorno, sempre l'ho fatto. Chen è l'imprenditore di origine cinese di 43 anni che dopo essere stato minacciato con un coltello dal ladro 35enne di nazionalità romena con numerosi precedenti alle spalle e che poco prima aveva messo a segno un grosso furto nel suo negozio di Riviera 20 settembre a Mestre, lo ha fatto arrestare dagli agenti delle volanti della questura di Venezia grazie ai filmati del furto registrati dalle 40 telecamere di videosorveglianza posizionate all'interno della sua attività, il number one a 2 passi da Piazza Ferretto. Prima del furto, avvenuto la domenica di Pasqua, sabato sera la maxi rissa, sempre fuori dal suo negozio, con il gruppo di 20 ragazzi tra i 16 e i 19 anni, ora in corso di identificazione dagli agenti, che ha causato anche la rottura di alcune delle vetrine del negozio. Qui ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, sanando ladri di ogni età, specie minorenni, racconta. Pomeriggio 4:30, sempre così. Ogni giorno? Sempre così, ogni giorno, sempre. Le telecamere del suo negozio registrano tutto, anche gli scippi delle borseggiatrici e i danni di persone anziane ai suoi clienti, come questo, denunciato pochi giorni fa alle forze dell'ordine. Lei, signora? Piccolino, quella. Se dopo
no? Con la foglio subito via. No? Difficile, dice l'assistente di Chen, alzare ogni giorno le saracinesche sapendo che ogni benedetto giorno con ladri, baby gang e borseggiatori da affrontare anche sbandati, malintenzionati o semplici perditempo. Tipo barboni anche vengono, oltre ai clienti che rubano, ci sono anche quelli che vengono qua e diciamo ti impediscono di lavorare normalmente. Chen ogni giorno chiama le forze dell'ordine per denunciare quanto accade nel suo negozio tra furti, risse e minacce, ma vive costantemente nel terrore per sé e per la sua famiglia, conclude. Io ho visto prima telefono polizia, aiuto, paura vado fuori, sicuro paura. Dopo il ricorso dell'associazione Altvelox alla Corte dei Conti, che ha portato all'annullamento di sanzioni per violazione dei limiti di velocità, il sindaco di San Donà ha deciso di non spegnere i dispositivi come altri comuni tipo Meolo, in attesa delle indicazioni del Ministero. Noi abbiamo deciso di non spegnere i nostri 2 autovelox proprio per tutelare l'efficacia deterrente che questi hanno sull'eccesso di velocità. Entrambi posizionati su arterie molto trafficate con limite di velocità di 90 km/h. Uno lungo la Iesolana, l'altro all'altezza del Ponte dei Granatieri. Sono 2 strade in cui abbiamo avuto negli anni molti incidenti mortali. Sulla strada regionale 43 in direzione di Jesolo tra il 2011 e il 2018, quando è stato installato l'autovelox, abbiamo avuto 8 morti e altri 3 li abbiamo avuti sulla variante della statale 14, quindi 11 decessi in 8 anni sono un tributo di sangue che nessuna comunità può permettere possa ancora capitare. La causa è stata determinata dall'eccesso di velocità, quindi gli autovelox sinceramente non possono essere spenti. Questo però espone i funzionari del comune alla responsabilità per danno erariale, cioè che la Corte dei Conti domani chieda ai funzionari il pagamento delle spese che il comune dovrà risarcire ai ricorrenti. Attualmente sono 13 i giudizi pendenti in tribunale con richieste di risarcimento che potrebbero variare dai 20.000 ai 50.000 euro. E mentre l'associazione Altvelox fa circolare sui social un fotomontaggio con la foto di Teso che regge un boccale di birra vicino a uno dei 2 Velox, il sindaco, che presenterà querela, ribadisce. I nostri, ripeto, a 90 all'ora su strade di grande traffico e alto scorrimento e altissima incidentalità hanno essenzialmente efficacia deterrente. Per questo, come ho detto, noi non possiamo permetterci di spegnerli proprio a tutela della nostra collettività e delle giovani vite che sono state spezzate a seguito appunto della violazione dei limiti di velocità. Abbiamo deciso pertanto come giunta municipale di assumerci direttamente la responsabilità per l'eventuale danno erariale, liberando i funzionari da responsabilità in merito, e se capita il giudizio della Corte dei Conti per danno erariale rispondiamo noi amministratori, io quindi e la mia giunta, che ringrazio per il grande atto di coraggio che ha avuto nel seguirmi in questa decisione. È indispensabile che arrivi in tempi brevissimi un chiarimento da parte del Ministero. Lo conoscevo di vista, purtroppo la nostra comunità in questo momento è rimasta attonita per la perdita di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che appunto lo conosciamo un po' tutti perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo un po' tutti, e che lavorava anche proprio a Meolo, in una fabbrica lì vicino dove è successo il sinistro. Meolo in lutto. Vedad Osivcic aveva solo 32 anni. La sua vita si è drammaticamente interrotta domenica sera in un incidente stradale sulla Treviso Mare, all'incrocio con la via che porta a Monastier, quasi accanto al luogo in cui lavorava, lo scattolificio Idelkart. Vedad era in sella a una moto, pare chiesta in prestito al fratello per farsi un giro al termine di una domenica all'aria aperta. Lo scontro con un camion all'incrocio si è rivelato fatale. Vani i tentativi di rianimazione. Di origine bosniaca, era da tempo residente in paese. Ben integrato, anche da diversi anni, famiglia presente, lavoratori, persone insomma normali, che anche
la stessa proprietà della ditta dove lavorava il ragazzo conferma un bravissimo ragazzo, un bravo lavoratore. Ora è il momento del cordoglio, ma il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, non può non pensare a quell'autovelox sulla Treviso Mare che si è trovato costretto a spegnere di fronte ad un'incertezza legislativa e burocratica, racconta, che recentemente aveva portato il comune a perdere diversi ricorsi di automobilisti al giudice di pace. Certo, l'incidente è avvenuto a 4 chilometri da dove si trovava l'autovelox, ma l'efficacia della sua presenza era indiscutibile. Dal 2019, in quel punto esatto dove c'è l'autovelox sono morte 3 persone per incidenti stradali e da quando invece è stato installato l'apparecchiatura, oltre ai vari sinistri che sono accaduti, ma da quando c'è stata l'installazione dell'apparecchiatura nessun altro incidente, neanche un minimo tamponamento è più successo. Questi sono dati incontrovertibili. Nei bambini sotto 4 anni il 25% è morto per soffocamento, quindi è abbastanza elevato come rischio. Il problema è molto sentito e la richiesta di corsi per imparare a liberare le vie respiratorie, in primo luogo dei neonati ma anche degli adulti, è talmente ampia da riempire sempre la sala della farmacia di via Trieste a Marghera. Organizziamo il corso di disostruzione pediatrica. È ormai diversi mesi che abbiamo messo in piedi questa iniziativa per le famiglie, per le mamme, per le neomamme e soprattutto per i nonni. Una folla di mamme, papà e nonni assiste con attenzione alle dimostrazioni pratiche. Si insegnano le manovre in caso di soffocamento dei lattanti, dei bambini ma anche dell'adulto. È molto difficile. Non è difficile, però è importante fare questi corsi soprattutto se si ha contatto con dei bambini, ma anche non si sa mai per salvare la vita a qualcuno in pizzeria. Per seguire il corso è chiesto un contributo e tra i genitori che assistono alla lezione ci sono anche Ermelinda Damiano e Andrea Tomaello, rispettivamente presidente del Consiglio Comunale e vice sindaco di Venezia, uniti da un legame che non si esaurisce con la loro attività politica. La prevenzione è la cosa più importante e quindi grazie anche a questa farmacia ma a tutte le strutture che organizzano dei corsi di prevenzione anche per neogenitori come siamo noi. Avere delle abilità per poter salvare la vita di fatto alle persone non aiuta solo nel nucleo familiare ma in generale può essere utile anche nei confronti di qualcun altro che in quel momento sta male. A Jesolo, primo daspo urbano da zona rossa per 4 ragazzi bellunesi che insieme all'amico neopatentato al volante completamente ubriaco, il quinto del gruppo di amici tra i 24 e i 31 anni, sabato scorso verso le 7 di sera, imbracciando un Kalashnikov AK-47, poi il risultato finto, minacciavano e terrorizzavano la gente di passaggio in piazza Trieste, all'angolo con via Aquileia, seminando il panico e il terrore tra passanti, residenti, turisti e i tanti commercianti della zona. È qualcosa di gravissimo perché voi sapete che il panico tante volte crea delle situazioni ancora peggiori che non gli atti stessi. E quindi ben venga, complimenti alle forze dell'ordine che sono stati velocissimi e che hanno espulso queste persone. I 5 denunciati in concorso per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, visto che in auto è stato ritrovato anche il coltello a serramanico della foto, poi sequestrato dagli agenti della polizia locale insieme al fucile d'assalto, allontanati con daspo in 4 perché presenti in una delle zone rosse della città dove non potevano esserci, visti i precedenti penali per spaccio a loro carico. Misure di sicurezza straordinarie, queste delle zone rosse, presenti a Jesolo fino al prossimo 6 maggio compreso, ma il sindaco non esclude possano essere nuovamente procrastinate al prossimo tavolo con il prefetto Darcopellos. Un messaggio, un monito nei confronti dei giovanissimi che spesso all'inizio dell'estate arrivano verso il mare e pensano di trovare un porto franco dove si può fare un po' quello che si vuole. In realtà non è così, il territorio è presidiato. Nel weekend oltre alla polizia locale anche l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fatto dei pattugliamenti e in generale la situazione è stata assolutamente positiva e sotto controllo.
Nella consegna spirituale di Papa Francesco al suo popolo e alla sua gente abbiamo assistito a una straordinaria esperienza di Chiesa che lascerà tracce profonde sia per i non credenti che per i credenti, ha sottolineato il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia tra i concelebranti questa mattina alle esequie del Santo Padre e poi presente per il Giubileo dei ragazzi. Patriarca che poi al microfono del settimanale diocesano Gente Veneta ha aggiunto: Da una grande partecipazione e soprattutto direi, seppur in modo diverso, una gioia intensa. Nel cuore di Papa Francesco ci sono sempre stati i migranti, oltre ai giovani. Per questo Mediterranean Serving Humans era presente con una sua delegazione ufficiale, invitata direttamente dalla Casa Pontificia, con il capellano di bordo Don Mattia Ferrari, Beppe Caccia e Luca Casarini a guidare il gruppo. Testimoniare la nostra gratitudine e il nostro affetto. Quello che Papa Francesco è stato ed è per noi, come per tutti quanti, è un padre e un fratello maggiore. Decine, centinaia di migliaia di persone hanno testimoniato un affetto e un riconoscimento per la figura di questo Papa che sinceramente ha pochi precedenti. E da Malamocco, tra i borghi più piccoli della diocesi veneziana, è arrivato anche il maestro del coro. Ho portato idealmente con me tutta la comunità e ho sperimentato dei momenti veramente di profonda fede, di profonda spiritualità da parte anche di chi magari non è vicino alla fede o alla Chiesa. È un abbraccio forte, collettivo, quello a Papa Francesco in una Roma blindata, dove tra le migliaia di fedeli accorsi da ogni parte del mondo c'erano tanti veneti, su tutti una nutrita schiera di volontari della protezione civile regionale nella capitale per garantire l'ordine e il regolare flusso dei pellegrini, partiti nei giorni scorsi da ogni angolo della regione, hanno presidiato i varchi principali. Al Veneto è stato dato praticamente la piazza del San Pietro, la via della Conciliazione e la parte finale di via della Conciliazione, quindi siamo abbastanza uniti nella zona qua centrale di piazza San Pietro. Siamo 35 uomini, come dicevo, che provengono da tutte le province del Veneto e anche 3 volontari di Agesci, gli scout cattolici italiani. Volontari che resteranno a Roma anche per le delicate fasi del conclave. Lo stesso Armando Lorenzini aveva gestito con le tute gialle la giornata di Francesco a Verona poco meno di un anno fa. 2 giornate diverse ma legate da un senso profondo. È stato emozionante, impegnativo ma molto emozionante comunque, come oggi d'altro canto, oggi molto di più anche. Nel giorno dell'addio tanti giovani, circa 8.000, forse di più solo dal Veneto, complice la concomitanza con il Giubileo degli adolescenti, evento confermato nonostante tutto. Papa Francesco non avrebbe mai rinunciato alla loro presenza. 3.000 i teenager dalla Marca, tutti dalla terza media alla terza superiore. Abbiamo pregato per Papa Francesco in tante chiese, ognuno aveva il suo sacerdote di riferimento, siamo stati con lui nella preghiera. Lui ha sempre spezzato una lancia per dare coraggio, forza, speranza a questi ragazzi in questo tempo non facile per loro. Il gruppo di Piove di Sacco è riuscito anche a raggiungere San Pietro, una notte all'addiaccio ma che resterà per sempre. Abbiamo condiviso questa prima parte della notte insieme a dei senza tetto che abitualmente dormono in quello spazio, ma è stata una convivenza alquanto pacifica. Poi abbiamo deciso di spostarci più per combattere il freddo, abbiamo trovato un locale che ci ospitasse e poi ci siamo messi in coda per entrare a Castel Sant'Angelo e siamo arrivati fino a qui. Sicuramente partecipare a un evento del genere per dei ragazzi dei 15 anni sicuramente è un evento che si ricorderanno per tutta la vita, non c'è dubbio, anche per come l'hanno vissuto e l'hanno preparato.
Margolis, 52 anni, attivista russa, ha ancora negli occhi le fiamme dell'accendino con cui hanno tentato di incendiare la bandiera ucraina che portava tra le mani, rischiando di dare fuoco anche a lei, mentre tra i 300 manifestanti un coro di facinorosi di estrema sinistra la insultava al megafono gridandole nazista. Lei, antifascista per antonomasia, artista e insegnante di origini ebraiche e dissidente russa, è ancora scossa e incredula di essere stata vittima della violenta aggressione fisica e verbale e proprio durante le celebrazioni del 25 aprile a Venezia e proprio al ghetto. L'attacco perché portava la bandiera ucraina. C'era un uomo con un megafono che ho visto la bandiera e ha proprio ad alta voce al microfono ha acceso questi ragazzi provocando, dicendo ecco vediamo la bandiera ucraina tra noi, bandiera nazista, assassini dei bambini. Sotto una pioggia battente, coperta in parte dall'ombrello, non è riuscita a vedere in volto il gruppo che, men che non si dica, l'ha accerchiata cercando di dare fuoco alla sua bandiera, urlandole anche insulti irripetibili. Non li ha visti in faccia i suoi aggressori, ma le voci dei cori le echeggiano ancora nella testa. Razzi, 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 da Gaza a Tel Aviv, la pace in Palestina, si fa così. Lunedì la denuncia in questura, sebbene con un rammarico, non aver avuto la possibilità di confrontarsi con i suoi antagonisti. Infatti mi è dispiaciuto molto perché credo sempre nel dialogo, soprattutto quel giorno della tolleranza. Io volevo spiegarmi che sostengo anche la loro causa, che io sono contro il genocidio e contro la guerra, ma volevo anche spiegare la mia. Assolutamente inqualificabili. La violenta aggressione all'attivista e artista russa di origine ebraica Katia Margolis, definita atto inqualificabile da parte di squadristi antisemiti, così il segretario dei Radicali di Venezia Samuele Vianello. Un'aggressione violenta e squadrista ai danni di una militante che liberamente ha deciso di portare la bandiera ucraina durante il percorso della memoria. E poi gli insulti assolutamente antisemiti e inaccettabili nei confronti del capo della comunità ebraica Kalimani. Questi episodi non sono accettabili. Il 25 aprile non è proprietà di qualcuno, ma è valore di tutte le forze antifasciste e democratiche. La richiesta trasversale dei radicali veneziani agli esponenti politici del territorio affinché prendano le distanze da tanta inaudita e inconcepibile violenza. E noi chiediamo alle forze politiche veneziane di dissociarsi da questi episodi, perché la democrazia, la libertà di espressione, che sono valori della resistenza, devono essere anche tutelati da queste minoranze violente, estremiste, che vogliono semplicemente sopraffare il dibattito pubblico libero e democratico. L'ho fatto tanto. Hanno rubato da voi? L'ho fatto ancora 99% un giorno, sempre tutti l'ho fatto. Chen è l'imprenditore di origine cinese di 43 anni che, dopo essere stato minacciato con un coltello dal ladro 35enne di nazionalità romena con numerosi precedenti alle spalle e che poco prima aveva messo a segno un grosso furto nel suo negozio di Riviera 20 settembre a Mestre, lo ha fatto arrestare dagli agenti delle volanti della questura di Venezia grazie ai filmati del furto registrati dalle 40 telecamere di videosorveglianza posizionate all'interno della sua attività, il number one a 2 passi da Piazza Ferretto. Prima del furto, avvenuto la domenica di Pasqua, sabato sera la maxi rissa, sempre fuori dal suo negozio, con il gruppo di 20 ragazzi tra i 16 e i 19 anni, ora in corso di identificazione dagli agenti, che ha causato anche la rottura di alcune delle vetrine del negozio. Qui ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, sanando ladri di ogni età, specie minorenni, racconta. Pomeriggio 4:30, sempre così. Ogni giorno? Sempre così, ogni giorno, sempre. Le telecamere del suo negozio registrano tutto, anche gli scippi delle borseggiatrici ai danni di persone anziane e suoi clienti, come questo, denunciato pochi giorni fa alle forze dell'ordine. Lei, signora? Piccolino, quella. Se dopo
no? Portafoglio subito via. No? Difficile, dice l'assistente di Chen, alzare ogni giorno le saracinesche sapendo che ogni benedetto giorno con ladri, baby gang e borseggiatori da affrontare anche sbandati, malintenzionati o semplici perditempo. Tipo barboni anche vengono, oltre ai clienti che rubano, ci sono anche quelli che vengono qua e diciamo ti impediscono di lavorare normalmente. Chen ogni giorno chiama le forze dell'ordine per denunciare quanto accade nel suo negozio tra furti, risse e minacce, ma vive costantemente nel terrore per sé e per la sua famiglia, conclude. Io ho visto prima telefono polizia, aiuto, paura vado fuori, sicuro paura. Dopo il ricorso dell'associazione Altvelox alla Corte dei Conti che ha portato all'annullamento di sanzioni per violazione dei limiti di velocità, il sindaco di San Donà ha deciso di non spegnere i dispositivi come altri comuni tipo Meolo, in attesa delle indicazioni del Ministero. Noi abbiamo deciso di non spegnere i nostri 2 autovelox proprio per tutelare l'efficacia deterrente che questi hanno sull'eccesso di velocità. Entrambi posizionati su arterie molto trafficate con limite di velocità di 90 km/h. Uno lungo la Iesolana, l'altro all'altezza del Ponte dei Granatieri. Sono 2 strade in cui abbiamo avuto negli anni molti incidenti mortali. Sulla strada regionale 43 in direzione di Jesolo tra il 2011 e il 2018, quando è stato installato l'autovelox, abbiamo avuto 8 morti e altri 3 li abbiamo avuti sulla variante della statale 14, quindi 11 decessi in 8 anni sono un tributo di sangue che nessuna comunità può permettere possa ancora capitare. La causa è stata determinata dall'eccesso di velocità, quindi gli autovelox sinceramente non possono essere spenti. Questo però espone i funzionari del comune alla responsabilità per danno erariale, cioè che la Corte dei Conti domani chieda ai funzionari il pagamento delle spese che il comune dovrà risarcire ai ricorrenti. Attualmente sono 13 i giudizi pendenti in tribunale con richieste di risarcimento che potrebbero variare dai 20.000 ai 50.000 euro. E mentre l'associazione Altvelox fa circolare sui social un fotomontaggio con la foto di Teso che regge un boccale di birra vicino a uno dei 2 Velox, il sindaco che presenterà querela ribadisce. I nostri, ripeto, a 90 all'ora su strade di grande traffico e alto scorrimento e altissima incidentalità hanno essenzialmente efficacia deterrente. Per questo, come detto, noi non possiamo permetterci di spegnerli proprio a tutela della nostra collettività e delle giovani vite che sono state spezzate a seguito appunto della violazione dei limiti di velocità. Abbiamo deciso pertanto come giunta municipale di assumerci direttamente la responsabilità per l'eventuale danno erariale, liberando i funzionari da responsabilità in merito, e se capita il giudizio della Corte dei Conti per danno erariale rispondiamo noi amministratori, io quindi e la mia giunta, che ringrazio per il grande atto di coraggio che ha avuto nel seguirmi in questa decisione. È indispensabile che arrivi in tempi brevissimi un chiarimento da parte del Ministero. Lo conoscevo di vista, purtroppo la nostra comunità in questo momento è rimasta attonita per la perdita di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che appunto lo conosciamo un po' tutti perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo un po' tutti, e che lavorava anche proprio a Meolo, in una fabbrica lì vicino dove è successo il sinistro. Meolo in lutto. Vedad Osivcic aveva solo 32 anni. La sua vita si è drammaticamente interrotta domenica sera in un incidente stradale sulla Treviso Mare all'incrocio con la via che porta a Monastier, quasi accanto al luogo in cui lavorava, lo scattolificio Idelkart. Vedad era in sella a una moto, pare chiesta in prestito al fratello per farsi un giro al termine di una domenica all'aria aperta. Lo scontro con un camion all'incrocio si è rivelato fatale. Vani i tentativi di rianimazione. Di origine bosniaca, era da tempo residente in paese. Ben integrato anche da diversi anni, famiglia presente, lavoratori, persone insomma normali, che anche la
stessa proprietà della ditta dove lavorava il ragazzo conferma un bravissimo ragazzo, un bravo lavoratore. Ora è il momento del cordoglio, ma il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, non può non pensare a quell'autovelox sulla Treviso Mare che si è trovato costretto a spegnere di fronte ad un'incertezza legislativa e burocratica, racconta, che recentemente aveva portato il comune a perdere diversi ricorsi di automobilisti al giudice di pace. Certo, l'incidente è avvenuto a 4 chilometri da dove si trovava l'autovelox, ma l'efficacia della sua presenza era indiscutibile. Dal 2019, in quel punto esatto dove c'è l'autovelox sono morte 3 persone per incidenti stradali e da quando invece è stato installato l'apparecchiatura, oltre ai vari sinistri che sono accaduti, ma da quando c'è stata l'installazione dell'apparecchiatura nessun altro incidente, neanche un minimo tamponamento è più successo. Questi sono dati incontrovertibili. Nei bambini sotto 4 anni il 25% è morto per soffocamento, quindi è abbastanza elevato come rischio. Il problema è molto sentito e la richiesta di corsi per imparare a liberare le vie respiratorie, in primo luogo dei neonati ma anche degli adulti, è talmente ampia da riempire sempre la sala della farmacia di via Trieste a Marghera. Organizziamo il corso di disostruzione pediatrica. È ormai diversi mesi che abbiamo messo in piedi questa iniziativa per le famiglie, per le mamme, per le neomamme e soprattutto per i nonni. Una folla di mamme, papà e nonni assiste con attenzione alle dimostrazioni pratiche. Si insegnano le manovre in caso di soffocamento dei lattanti, dei bambini ma anche dell'adulto. È molto difficile. Non è difficile, però è importante fare questi corsi soprattutto se si ha contatto con dei bambini, ma anche non si sa mai per salvare la vita a qualcuno in pizzeria. Per seguire il corso è chiesto un contributo e tra i genitori che assistono alla lezione ci sono anche Ermelinda Damiano e Andrea Tomaello, rispettivamente presidente del Consiglio Comunale e vice sindaco di Venezia, uniti da un legame che non si esaurisce con la loro attività politica. La prevenzione è la cosa più importante e quindi grazie anche a questa farmacia ma a tutte le strutture che organizzano dei corsi di prevenzione anche per neogenitori come siamo noi. Avere delle abilità per poter salvare la vita di fatto alle persone non aiuta solo nel nucleo familiare, ma in generale può essere utile anche nei confronti di qualcun altro che in quel momento sta male. A Jesolo, primo daspo urbano da zona rossa per 4 ragazzi bellunesi che insieme all'amico neopatentato al volante completamente ubriaco, il quinto del gruppo di amici tra i 24 e i 31 anni, sabato scorso verso le 7 di sera, imbracciando un Kalashnikov AK-47, poi risultato finto, minacciavano e terrorizzavano la gente di passaggio in piazza Trieste, all'angolo con via Aquileia, seminando il panico e il terrore tra passanti, residenti, turisti e i tanti commercianti della zona. È qualcosa di gravissimo perché voi sapete che il panico tante volte crea delle situazioni ancora peggiori che non gli atti stessi. E quindi ben venga, complimenti alle forze dell'ordine che sono stati velocissimi e che hanno espulso queste persone. I 5 denunciati in concorso per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, visto che in auto è stato ritrovato anche il coltello a serramanico della foto, poi sequestrato dagli agenti della polizia locale insieme al fucile d'assalto, allontanati con daspo in 4 perché presenti in una delle zone rosse della città dove non potevano esserci, visti i precedenti penali per spaccio a loro carico. Misure di sicurezza straordinarie, queste delle zone rosse, presenti a Jesolo fino al prossimo 6 maggio compreso, ma il sindaco non esclude possano essere nuovamente procrastinate al prossimo tavolo con il prefetto Darcopellos. Un messaggio, un monito nei confronti dei giovanissimi che spesso all'inizio dell'estate arrivano verso il mare e pensano di trovare un porto franco dove si può fare un po' quello che si vuole. In realtà non è così, il territorio è presidiato. Nel weekend oltre alla polizia locale anche l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fatto dei pattugliamenti e in generale la situazione è stata assolutamente positiva e sotto controllo.